Faccio vedere una cosa, viene la partita. Guarda che c'ho aperto. E che fai? La sincronizzazione della ho capito pure qual è il casino no. La sincronizzazione? Allora, la partita non messicana, non è che la allora, l'ho riso. Scusa, no, per simile la sincronizzazione dell'operazione. Ora si può, no, no. L'hai messo, no? Marino, ricordo. 3. Fiafer, il libero, il libero. Il Marino. Oh, ciao, posto. Sorride. Per te. Sicuro. Yes. Oh, ciao. Ciao.
Amici di Sport Web Sicilia, buon pomeriggio da Domenico Abriano, live dal Palacentro di Milazzo. Terza giornata di andata del campionato regionale di Serie C pallavolo femminile. Di fronte la polisportiva Nino Romano e la neopromossa pallavolo Oliveri. Sestetti già in campo, vi leggiamo lo starting six. Nino Romano che schiera Fleres in regia, Musicò su opposto, Pino e Puglisi centrali, posto 4 Bertè e Maccotta, libero il capitano Giorgia Puzzocrea. Risponde la pallavolo Oliveri con Zangla in regia, Bilardo opposto, centrali Di Mauro e Genovesi, posto 4 Marino, Sofia e La Spada, il libero è Iarrera. Gli allenatori sono mister Maccotta per la Romano e coach Di Mauro, Giovanni Di Mauro per la pallavolo Oliveri. Direttori di gara, primo arbitro Roberto De Nigris, secondo Claudio Maimone. Iniziata la gara con il servizio di apertura della pallavolo Oliveri, out largo sul lato lungo del campo. Stefania Fleres, occhio che già in partenza ci potrebbe essere un break importante della Romano, invece si gioca. Maccotta mette a terra il pallone, 2-0 Romano. Dicevamo per l'abilità al servizio della numero 18, Stefania Fleres. Prime indicazioni già di mister Maccotta all'indirizzo del suo posto. La più esperta della squadra, la numero 11, Alessandra Musicò. Attenzione. Buona la difesa di Angela Bertè. Prova a passare in vano Claudia Puglisi. Maccotta vincente. Ci arriva Roberta Zangla. Svassoiata. Palla oltre la linea di fondo campo. 3-0. Buon inizio della formazione di casa. Salutiamo Simone Lotuga che sarà con noi al commento tecnico. Allora, Simone, un quadro introduttivo a questa terza gara della Romano, anche un po' facendo sintesi di quello che è accaduto in queste prime giornate. Sì, intanto buonasera a tutti. Diciamo che questo campionato è veramente strano per adesso. Ci sono risultati che altalenanti di squadre che dovrebbero vincere e perdono e viceversa. Quindi è un campionato veramente strano e vedremo come va a finire. Eh, Questa partita può essere una partita che dai due volti per la Romano perché ha necessità di vincere per non staccarsi dalle prime in classifica, ma arriva da 2 settimane veramente complicate dato l'influenza che ha colpito parecchie delle nostre ragazze. L'ultima, Rossella Motta, assente oggi, assenza dell'ultimo minuto proprio perché ha beccato l'influenza stagionale. La settimana scorsa sono mancate Marianna De Luca e Ilenia Vallefuoco, quindi veramente un periodo complicato. Per adesso la Romano sta rispondendo bene con questo 5-0 iniziale. Grazie Simone, sempre puntuale. Intanto, primo tie break nel primo set sul 5-0 per la Romano. Coach Giovanni Di Mauro preferisce fermare il gioco per evitare, almeno questa nelle sue intenzioni, per evitare di far scappare la squadra di casa. E come avevamo anticipato, buon turno al servizio di Stefania Fleres, fondamentale nel gioco della pallavolo già l'inizio, la costruzione di un'azione già dal partire dal servizio.
mettere in difficoltà la ricezione avversaria nella pallavolo di oggi diventa fondamentale anche in queste categorie. Magda Bilardo, buona la ricezione di Angela Bertè, ci prova Musicò, attenzione, free ball per la Romano, Stefania Fleres, Musicò, si salva in qualche modo e ce la fa. Pallavolo Oliveri a tenere in piedi il pallone, qui micidiale l'attacco di Alice Maccotta, 6-1. Side out vincente per la Romano. Salto flot per lei. Ricezione sui 3 metri per la pallavolo Oliveri. Passa Liliana La Spada. Attenzione, in qualche modo la Romano ci prova. Martina Genovesi. La palla si spegne lunga. 7-1. Ampio distacco per la formazione di casa. La Spada passa in bagger. Pipe della numero 34 Sofia Marino, classe 2007, il pallone che si spegne sul fondo. 8-1, inizio facile della Romano. Poi lo sappiamo, la gara può cambiare per pochissimo. Chiede scusa qui Alice Maccotta per il suo errore dai 9 metri. Uno di quegli errori che non amano particolarmente i tecnici, chiaramente, soprattutto quando arrivano da battuta non forzata. Angela Bertè riceve, attacca lei, vincente! Angela Bertè, 9-2 più 7 Romano. Simone Loduca. Sì, in questo momento la Romano sta partendo, è partita veramente, veramente alla grande. Tutto il gioco si sta reggendo su ricezione e palle spinte a banda e sia la Bertè che la Maccotta stanno rispondendo veramente bene, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Grazie Simone, mentre c'è stato un attacco ben difeso dalla pallavolo Oliveri, attacco di Alessandra Musico che si ripete, tocca il muro, contrattacco Oliveri da seconda linea, buona difesa di Claudia Puglisi, Angela Bertè, Longrelli, attenzione, e sì, ha ravvisato un doppio tocco di Roberta Zangla, il primo arbitro Roberto De Nigris. 10-2 più 8, ci stava tutto, il fallo fischiato dal primo arbitro e c'è l'ace di Claudia Puglisi direttamente sul libero. Ricordiamo la classe 2000 Tiziana Iarrera che stavolta riceve bene, diciamo sui 4 metri, considerando il tipo di servizio. Ben impattato con la sfera. Zangra cerca in palla 7 la Genovesi. Tutto facile per la retroguardia della Romano. Attenzione, pallone out. Chiamato lungo l'attacco di Angela Bertè. 11-3. Martina Genovesi. Attenzione, si salva la pallavolo Oliveri, contrattacco Romano. Zangra cerca in pipe la numero 34, Sofia Marino.
forse troppo la sfera, sotto la sfera in questa occasione, ha dovuto aggiustare il colpo fin troppo, la palla se n'è andata. Attenzione, free ball, ottimo il servizio di Alessandra Musicò, chiude, Ginevra Pino, più 10. Non c'è proprio partita in questo inizio di set. Lo intuisce Giovanni Di Mauro che qualche correttivo va apportato e ferma il set per la seconda volta. 13-3. Simone. Sì, come detto, in questo momento non c'è partita. Probabilmente l'Oliveri soffre oltremodo l'assenza dell'importante Laura Ferrara, che sarà sostituita dalla giovanissima La Spadavigliana, ma probabilmente gli viene a mancare qualcosa di importante in ricezione. Gli errori sono stati tanti, malgrado questo mi sta piacendo l'atteggiamento della Romano che è sempre concentrata, sempre sul pezzo e sta veramente garantendo un'ottima fase di gioco. Grazie Simone, si torna in campo. Sempre la Romano al servizio con Alessandra Musico. Serafico, l'atteggiamento di coach Maccotta, almeno per il momento, e sbaglia tutto qui la coppia Zangla Di Mauro. Non si capiscono le due e arriva il 14° punto della Romano, più 11 distacco al momento, anche per quello, per quanto visto in campo, incolmabile. Pipe di Alice Maccotta, non straordinario il suo impatto con la sfera, si fa leva della sua elevazione. Intanto c'è un cambio nelle file della pallavolo Oliveri, dentro Angela Zangla, fuori di Diana La Spada. Cerca soluzioni per sollevarsi da questa situazione coach Giovanni Di Mauro. Sono tanti adesso 12 punti. Buona la ricezione. Attenzione, appoggio. E quando ti accorgi che c'è un altro punto per la Romano, touch out, quando ti accorgi che non riesci a passare, comincia la paura, iniziano gli appoggi e i pallonetti e con la squadra avversaria in vantaggio diventa tutto più facile da gestire e organizzare la retroguardia senza dover andare a difendere su palloni e traiettorie complicate. C'è il punto qui di Ginevra Pino, più 14, un abisso tra le due formazioni, solo 3 punti per la pallavolo Oliveri. Palestra al solito gremita. Zangla cerca dietro la Di Mauro. Ottima combinazione delle due, arriva il quarto punto dell'Oliveri. Interrotto il break della Romano. 17-4. Simone, diventa difficile commentare una gara di questo tipo quando tra le due squadre c'è un divario non soltanto numerico. Sì, diciamo che per noi che siamo al commento è difficile commentare questa gara perché poi c'è poco da dire in questo momento, la verità è questa. Però deve essere semplice per le ragazze rimanere in partita, devono rimanere in partita, devono rimanere concentrate perché in questo momento è veramente semplice perdere quella concentrazione, quell'attenzione può portare a perdere parecchi punti contro la squadra che in questo momento sta dimostrando di non essere un grosso problema per la Romano. Brutto dirlo, ma ripeto, anche per l'Oliveri so per certo che è stata una settimana difficile, anche da loro un po' l'influenza ha creato parecchi problemi. Grazie Simone. Intanto doppio cambio
per la Romano, dentro Francesca Fleres e Alice Impellizzeri, fuori Stefania Fleres e Alessandra Musico. Cambio della diagonale per coach Maccotta. Una curiosità, al palleggio due sorelle, Stefania e Francesca. C'è l'ace di Angela Bertè. Come dicevamo, diventa tutto facile in questi casi perché prendi fiducia, l'avversario comincia a giocare con pallette e pallonetti, basta organizzarsi un attimo dietro e appunto il gioco è fatto. 19-4, testa della pallavolo Oliveri, probabilmente già al secondo parziale. In questi casi si cerca di risparmiare energie per rientrare in gara successivamente. Appoggio vincente di Alice Maccotta. Atleta valore aggiunto di questa formazione dopo diversi anni fuori casa per motivi di studio, è tornata qui al Palacantro, è tornata a indossare la casacca della Romano. E ci segnalano giustamente l'esordio assoluto di Francesca Fleres in Serie C. 21-4. E adesso Angela Bertè gioca con la sfera. E sbaglia. Forse ha giocato pure un po' troppo in questi casi. C'è un cambio. Fuori proprio la Bertè, dentro Marianna De Luca. Cambio regolare, tutto ok. Sostituzione avvenuta. E si riparte al servizio Sofia Marino. Ottima la ricezione di Giorgia Cuzzocrea. Alice Impellizzeri piazza il suo primo punto. 22-5. Sorridono le ragazze della Romano. È normale. 19 minuti di gioco e set già in chiusura. Attenzione, free ball. Fleres alza Pino in bagare per Maccotta. Si difende la pallavolo Oliveri. Ci riprova la Romano. Maccotta! Che colpo che aveva tirato fuori la numero 24, i Pellizzeri, e sbaglia. Tocca la palla nella fase discendente e infatti sta proprio dicendo questo coach Maccotta. Cioè, in quel caso la palla va spinta, dotata di un po' di energia in più. Intanto rimpiazzo del secondo libero sul primo, dentro Sofia Cucinotta. Pellizzeri. Fleres cerca Lapino che si fa murare, ma si salva con il piede Alice Maccotta. Opportunità ancora per la pallavolo Oliveri che ci mette quel tanto di grinta in più con Angela Zangla e conquista il settimo punto. 22-7. Francesca Di Mauro, figlia di coach Giovanni Di Mauro. Positiva ricezione di Alice Maccotta. Impellizzeri attacca su Zangla. Bilardo da terra, potente. E sbaglia Alice Impellizzeri. E arriva ottavo punto, 22-8, meno 3 per la Romano dalla chiusura del set. Pellizzeri, Zangla. E arriva ancora in Pellizzeri. Maccotta e sta giocando probabilmente con meno pensieri la pallavolo Oliveri, tenendo testa alla Romano.
tutti gli attacchi adesso sulla Zangla, anche per tenerla un po' fuori dalla ricostruzione del gioco. Longrelli si abbassa il ritmo, Genovesi Murata si salva e no, c'è stato un'invasione di Angela Zangla, 23esimo punto per la Romano. Simone. L'Oliveri sta dimostrando di avere troppe difficoltà sia in fase di ricezione che in fase di ricostruzione. Eh, brutta battuta quella sbagliata, questa sbagliata da Alice Impellizzeri. Sto dicendo, la Romano per adesso sta giocando con tranquillità. Sta provando nuove soluzioni di gioco con l'ingresso e l'esordio in campionato di Francesca Fleres, eh, con Marianna, con Alice Pellizzeri, stanno provando a dare un po' di spazio ad altre ragazze che hanno meno spazio in campionato proprio per provare nuove soluzioni che durante la stagione sarà necessario trovare. Grazie Simone. E adesso ci saranno ben 14 palle set per la Romano. Dopo questo attacco vincente, il lungolinea di Adice Maccotta che chiede verifica formazione. Angela Zangla riceve sulle linee 3 metri. In palleggio Martina Genovesi copre bene Alice Maccotta. Ancora pallavolo Oliveri che arriva in palleggio Sofia Cucinotta. La palla schizza via. 11° punto pallavolo Oliveri. Sembra essere venuta fuori la formazione ospite da un momento fortemente negativo. Vediamo adesso, anche se chiaramente molto difficile recuperare, situazione praticamente impossibile, 24-11, ma è chiaro che le partite si vincono sul campo, al di là dei numeri. Ha preso fiducia la formazione ospite e infatti arriva il 12° punto, 24-12. Simone, allora chiaramente sono di quei solchi numerici difficilmente recuperabili, 24-12, però è chiaro che quando vedi che la squadra avversaria comincia a macinare gioco, a macinare punti, un po' di paura a un certo punto secondo me arriva pure. Io non parlerei di paura, però sicuramente ti potrebbe venire a mancare un po' di sicurezza che avevi acquisito durante il set. In questo momento le due squadre hanno due obblighi. La Romana ha l'obbligo di chiudere il set il prima possibile, come ha fatto adesso con Marianna, mentre Oliveri aveva l'obbligo di restare il campo il più possibile, di allungare il set per far capire alla formazione avversaria che ci sarebbe stata ancora partita. Eh, Vedendo un po' di numeri, in questo primo set la parte Leone l'ha fatto di Macotto con 5 punti, in questo momento la top scorer della squadra, però ancora ci sono da rimarcare qualche errore di troppo del Romano, soprattutto in fase di ricostruzione. Il secondo tocco non è sempre precisissimo, bisogna mirare in quel punto. Dalla parte Oliveri ribadisco il concetto che devono assolutamente, sicuramente migliorare la ricezione perché l'alzatrice ha avuto veramente poche palle a disposizione per dimostrare il gioco che è in grado di esprimere. Vediamo un po' in questa pausa se il coach Di Mauro riuscirà un po' a ricostruire i pezzi andati rotti in questo terreno, Oliveri. Grazie Simone, ci fermiamo per qualche minuto.
Questo lo mandi in diretto. E questo è questo qua per mandare le interviste. Perché sennò devo spiegare tutta la partita. Questo non facciamo. Ce l'ho qua. Vabbè, attaccate. No, ti mette perché finito. È in fase di sprenazione. Ah sì? Sì, sta bene. Poi qua, però adesso. Ti puoi girare il tappeto finale della gara? Perché sul sito di Lega non c'è, ci sono i 4 set separati. Cosa fa? No, adesso è tornato. Rientriamo in diretta dal Palacantro. 1-0 Romano. Ginevra Pino. Comincia in difficoltà la ricezione della pallavolo Oliveri. Fast della Pino, vincente. 1-0 Romano, che inizia come aveva concluso. Ginevra Pino, giovanissima, seconda stagione in prima squadra per lei. E c'è l'Ace della numero 23. Parliamo di una classe 07. Indicazioni da coach Maccotta. Ricezione a 4 adesso per coach Di Mauro. Ricezione di Sofia Marino. Adesso difende facile la Romano, passa Maccotta, pipe, sempre di Marino. Primo tempo, out di Claudia Puglisi, non ha toccato nessuno. 2-1 Romano. Viviana La Spada. Brava qui Stefania Fleres a coprire su questa palla che tocca il bordo superiore della rete e passa. Poi Alice Maccotta spara largo
parità. Viviana La Spada, classe 09, la più piccola della partita. Un altro errore della Romano. Muso avanti per la pallavolo Oliveri. Simone, attenzione, abbiamo vinto facile il primo set, ma la gara è tutta da giocare. Inizia proprio un'altra partita in questo secondo parziale e infatti arriva l'ace della La Spada e doppio vantaggio della pallavolo Oliveri. Simone, tie break, scusate, time out per coach Maccotta. Sì, il rischio è quello di cui parlavamo poco fa, un calo di concentrazione, convincersi che la partita sia semplice. In realtà il primo set è andato liscio anche più per demeriti dell'Oliveri, che ha giocato male, ha sentito la pressione. In questo momento, tra l'altro, Coach Di Mauro ha fatto dei cambiamenti importanti, ha cambiato la diagonale opposta, eh, facendo entrare sia Claudio Puglisi al palleggio eh, che eh, Marino Badà ha spostato la spada a opposto e sta tentando di trovare degli accorgimenti utili ad avere dei risultati che in questo momento sta avendo, tra l'altro, molto bravo. Altre errore di Alino Maccotta, stiamo ricadendo ancora nei nostri soliti problemi di errori a ripetizione. Su 5 punti dell'Oliveri, 4 sono stati errori della Romana. Quindi deve calare questa percentuale assolutamente. Grazie Simone. Pallavolo Oliveri a +2 dopo questa pipe vincente della formazione di casa. Abbiamo sentito particolarmente arrabbiato coach Giovanni Di Mauro durante il timeout precedente, nonostante, diciamo, per la prima volta in gara la sua squadra sia avanti, avrà certamente i suoi buoni motivi, probabilmente anche per dare quella scossa alle sue ragazze necessaria per anche avere un piglio diverso in questo secondo parziale. Stefania Fleres. Altissima la sua efficacia al servizio. Zangla colpisce l'antenna. Palla chiamata out. Romano a -2. Si stacca adesso la Zangla dalla ricezione. Piana la spada buona. Martina Genovesi appoggia. Ci riprova la pallavolo Oliveri. Intanto cambio del libero per la pallavolo Oliveri al posto della Iarrera dentro Domenica Cingolani, classe 88. 36 anni per lei. Fleres. Piana la spada. Martina Genovesi in 2 a muro per fermarla. Ottima lettura della Romano. Non passa nemmeno Musicò. Maccotta. Intercettato il suo pallonetto. Colpisce lungo e largo. Settimo punto. Pallavolo Oliveri. No. 6 pari. Zangla. Riceve benissimo Angela Bertè. Musicò. Attenzione. Tocca il muro, la palla schizza via. Ci prova Viviana La Spada. Ma in questi casi meglio lasciar perdere a rischio di farsi davvero male. Ha rischiato di arrivare addosso
al nostro commento tecnico, Simone Loduca. Romano avanti. Attenzione. Musicò. Difende Viviana la spada, ma la palla se ne va. Ottavo punto romano, +2 per la formazione di casa. Cambio al palleggio anche per la pallavolo Oliveri, come ci diceva prima Simone Loduca. Claudia Puglisi, classe 06 al posto di Robertina Zangla, un'istituzione per la pallavolo Oliveri. Fleres. Bertè sbaglia tutto. Sbaglia tutto. Angela Bertè. E c'è il settimo punto della pallavolo Oliveri. Cambio palla sull'errore al servizio della pallavolo Oliveri. Claudia Puglisi. Zangla. Ottimo il secondo tocco in attacco di Claudia Puglisi. Notare l'omonimia. 2 Claudia Puglisi, una per parte. La centrale della Romano e la palleggiatrice ora al servizio della pallavolo Oliveri. Lungo, osa un po' troppo. Il nuovo ingresso sta cercando probabilmente di rivitalizzare la squadra anche con un tipo di costruzione differente. Musicò, Floraccio in ricezione da parte di Domenica Cingolani e qui c'è un pallone che cade incredibilmente a terra nel campo della pallavolo Oliveri. Si guardano le ragazze in campo e coach Di Mauro chiede un time out. Fermo il gioco sulla Romano avanti di 3 punti, 11-8. Simone. Sì, la Roma l'Oliveri sta cadendo un po' di nuovo negli stessi errori che hanno caratterizzato il loro primo set. Nella fase di ricezione sta facendo un po' acqua e la Romano quando non sbaglia ne sta approfittando. Purtroppo però c'è da dire che la Romano sbaglia e sbaglia anche tanto. In questo momento veramente complimenti ad Alessandra Musicò che è riuscita a piazzare già ben 4 punti in questa prima parte del set, garantendo alla Romano di rimanere in partita senza creare uno svantaggio troppo grosso tra loro e gli avversari. Complimenti. Grazie Simone. Torniamo sul campo con lo sguardo. Alessandra Musicò preferisce questo servizio da terra su palla slash. Si avventa Ginevra Pino con una mano, tanto quanto basta per mandare in tilt la formazione avversaria. +4 per la Romano. Un tipo di gara differente rispetto a quella a cui abbiamo assistito nella prima giornata. Ricordiamo, finita con la vittoria al tie break della Romano contro Messina Volley. Bella difesa della Zangla, Angela Zangla. E pallone a terra in lungolinea di Angela Bertè, praticamente senza muro. Ottima l'alzata della Fleres. 13-8. Dicevamo Simone, è un tipo di gara differente rispetto a quella vista un paio di settimane fa qui
all'esordio sulla superficie del palaciantro da parte della Romano. Assolutamente sì, due partite completamente diverse. Intanto arriva l'Ace ancora di un ottimo Alessandro Musicò in questa fase del match. La partita della prima giornata è stata una partita brutta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico. Non è stata una bella partita per i puristi della pallavolo, ma sicuramente è stata una partita intensa in cui le squadre si sono date veramente battaglia per 5 lunghissimi set. In questa partita, fino a questo momento, la Romano sta dimostrando di essere superiore all'Oliveri, ma non fino a questo punto. In questo momento l'Oliveri deve rimettere un po' a posto le idee e ricominciare a giocare come sa fare. L'abbiamo incontrata molto spesso in amichevole, sia l'anno scorso che quest'anno, e vi assicuro che non è questo tipo di squadra che stiamo vedendo oggi. Di Mauro, come abbiamo detto prima, sta provando a cambiare qualcosa, ha cambiato il diagonale opposto, ha cambiato il libero, ha cambiato la giocatrice di banda. Inizialmente sembrava aver trovato una soluzione che però adesso non sta dando i frutti sperati all'inizio. Però vediamo come proseguirà questa partita. Terminato il time out, si torna in campo. Alessandra Musicò al servizio. Due i time out chiamati già da coach Giovanni Di Mauro, quindi esauriti in questo parziale. Errore al servizio di Alessandra Musicò che si dispera. Brutta esecuzione, c'ha ragione. Sofia Marino, classe 2007, diverse le giovani in squadra per coach Giovanni Di Mauro. Alice Maccotta che si sostituisce al libero in questo caso. Attenzione, Angela Bertè. Palla sopra la rete, azione sporca. Free ball, vediamo se riesce a pulire Stefania Fleres con l'aiuto di Ginevra Pino. 16-9 più 7 Romano. Angela Bertè, autrice prima di un ottimo turno al servizio, parliamo del primo parziale. Free ball per la Romano, Cuzzo crea, Fleres in secondo tocco vincente. Una di quelle situazioni da rivedere a rallenti. Gran tocco di Stefania Fleres. 17-9. Nuovo distacco della Romano, un po' come nel primo parziale, sicuramente questo più equilibrato. Complimenti alla pallavolo Oliveri che è riuscita a venire fuori da una situazione davvero difficile che poteva demoralizzare moralmente, invece qualche cambio opportuno da parte di Giovanni Di Mauro e adesso stiamo assistendo a un tipo di gara differente, anche se adesso la Romano sta prendendo in largo più 8, 18-10. Stiamo parlando di un altro tipo di gara rispetto al primo parziale, disputata soprattutto per 2/3 del parziale a senso unico. Giovane centrale della Romano Pino, campo in flotte per lei. Sofia Marino alla ricezione, attacco di Zangla, vincente, contiene il muro ma non abbastanza da consentire alla seconda linea di recuperare la sfera. Viviana La Spada, dicevamo la più piccola in campo,
classe 2009. Fate un po' voi i conti e c'è l'Ace, Indiana la spada che festeggia così, braccio alzato al cielo. 18-12, ridotto il distacco, sempre comunque importante. Sbaglia Viviana la spada, 19° punto per la Romano. Simone, anche rispetto alla gara vinta in esterna la settimana scorsa, ti chiedo, stai vedendo dei passi in avanti? Probabilmente forse la Pallavolo Oliveri non è lo sparring partner ideale per fare questo tipo di valutazioni. Però provo a chiederti ugualmente, ecco, se secondo te dalla prima, ecco, facciamo così, dalla prima alla terza gara stai vedendo dei progressi, dei passi di crescita da parte della formazione di Coach Maccotta, anche diciamo, forse probabilmente per te è anche più semplice leggere la gara, visto che poi segui la squadra in allenamento. Allora, sicuramente sì, stanno incominciando a entrare un po' quei meccanismi che nella prima partita soprattutto non è riuscito a entrare. Quello che ancora manca però è il, il centro, il gioco di centro con Claudio Busi. Ancora quello è il tassello che manca alla Romano per completare l'opera. E chiaramente intanto arriva l'Ace di Stefano Fleres, specialista del colpo. Chiaramente ancora la stagione è lunga, ancora si vivrà di alti e bassi. Calcoliamo che ripeto, le ultime 2 settimane non è stato semplice per Mister Maccotta, ancora un altro S, siamo a quota 3 per Stefano Fleres. Sto dicendo per Maccotta non è stato semplice poter organizzare degli allenamenti perché giornalmente arrivano messaggi di qualcuna, delle ragazze che stava male, che era letto con l'influenza o che comunque non era in grado di venire in palestra. Malgrado questo, in questo momento le ragazze stanno rispondendo bene. Quello che mi sta piacendo è l'atteggiamento, la concentrazione e l'attenzione, salvo quel momento iniziale del secondo set. Ecco, forse questo è quello che manca ancora a questa squadra, quello di mantenere sempre costante l'attenzione e il livello di gioco durante tutta la partita. Grazie Simone. Finisce il secondo parziale 25-12, 13 punti di distacco. E se due indizi fanno una prova, Simone, 2-7 vinti diciamo con punteggi ampiamente bassi, con parziali bassi, meglio dire, ci dicono comunque tanto delle differenze esistenti tra le due formazioni. Vediamo cosa ci racconterà il terzo set, potrebbe iniziare un altro tipo di gara, chiaramente ce lo auguriamo per lo spettacolo e immagino se lo augurino anche gli spettatori, tantissimi oggi intervenuti qui al Palachandro. Noi ci riposiamo un po'. Grazie.
Torniamo in diretta. Torniamo in diretta. Sta per iniziare il terzo parziale. Quello che potrebbe chiudere il match o riaprirlo, anche se visti i parziali dei primi due set, mi sembra difficile, soprattutto quello che è successo in campo, ci sembra difficile vedere un'altra storia, ma poi tutto è possibile, soprattutto in uno sport di grande variabilità come la pallavolo. Sofia Marino al servizio, si rivede come libero per la pallavolo Oliveri, Tiziana Iarrera, classe 2000, tutto invariato invece per la Romano. Coach Maccotta si affida alla formazione di partenza. Per la pallavolo Oliveri ancora fuori Roberta Zangla, confermata al palleggio Claudia Puglisi. E sbaglia questo appoggio in bugger Tiziana Iarrera, colpisce l'antenna. 2-0, attenzione, il rischio è quello di abbandonare mentalmente troppo presto la gara. Ed errori così potrebbero essere un'indicazione in tal senso. Speriamo di no per lo spettacolo. Chiaramente la Romano si augura di chiudere il prima possibile, archiviare la gara e incrementare la classifica con altri 3 punti. 3-0, indicazioni di coach Maccotta, l'indirizzo di Stefania Fleres. Zangra Iarrera e Marino in ricezione, attenzione, non buona la ricezione di Zangra, opportunità adesso per Claudia Pino che mette a terra il pallone, la Claudia Pino della Romano, e comincia a prendere forma il distacco della formazione di casa. 4-0, ancora Stefania Fleres nel turno di servizio. Gran palla, 7 di Stefania Fleres per Claudia Puglisi. Palla a terra, botta perfetta. Simone, un commento, 5-0. Non è semplicissimo commentare queste partite poi a un certo punto. Diciamo che dobbiamo fare il nostro lavoro. Comunque, sì, in questo momento purtroppo c'è poco da dire. Credo che in questo terzo set in Oliveri non abbia ancora costruito una fase di gioco. Ha solamente preso ace o comunque ricezioni impossibili da rigiocare. Il Romano deve continuare così. A questo punto l'obiettivo, come diciamo prima, è stare in campo il meno possibile, anche perché ecco l'errore della Claudia Puglisi dopo un bellissimo attacco set del punto precedente. Sto dicendo, il campionato è lungo, le ragazze hanno fatto le prime 3 partite una dietro l'altra, è stato veramente dispendioso per loro. Adesso arriva la pausa di campionato e al rientro ci sarà subito il derby con l'S-Volley che mancava da tanto tempo e sarà uno spettacolo assicurato per tutti quelli che verranno a vedere. Speriamo che sia anche una bellissima partita perché sullo spettacolo sugli spalti con i nostri tifosi, con i tifosi dell'S Volley sicuramente sarà una cosa da vedere e da godere soprattutto. Grazie Simone. Giorgia Guzzo crea appoggio facile per Stefania Fleres. Alice Maccotta allarga le braccia, il papà in panchina ha rischiato di sbagliare, la palla è passata giusto per un pelo.
il ball per la Romano, Bertè, Fleres dietro per Maccotta che tocca la palla, che tocca, scusate, la rete nella parte esterna, quindi tutto regolare, non regolare, invece questo tocco a rete, credo, di Martina Genovesi, mi confermano. Diciamo che la nostra visuale non ci consente di vedere alcuni spicchi del campo. Alice Maccotta 7-2 più 5 Romano. Palla out. E disperazione adesso per coach Giovanni Di Mauro. Pallone a terra, gioco molto sporco, gara non bellissima, adesso da vedere, più 7 per l'Anino Romano, 9-2. E c'è il time out di coach Giovanni Di Mauro. Diciamo che queste sono di quelle situazioni in cui la squadra avanti, la squadra in vantaggio può provare magari diverse soluzioni, anche magari qualcosa che riesce meno e che in genere poi alla fine si abbandona nelle partite, diciamo quelle che contano davvero, anche se poi contano tutte, però è chiaro che arrivati a questo punto, avanti 2-0, 9-2 nel terzo set, magari è il momento di fare qualche esperimento, Simone. Allora, più che fare esperimenti in questo momento la Romana ha bisogno di trovare quegli automatismi di gioco che sono mancati un po' in queste prime due partite, e tre con questa. Abbiamo visto che hanno già provato due combinazioni in set con la Puglisi, una è andata bene, una non meno bene, e serve questo. Sicuramente una cosa che devono imparare a fare però un po' tutte le attaccanti è quello di non chiudere il colpo. In questo momento troppi palloni si stanno fermando sul nastro della rete perché tendono a chiudere un po' troppo il colpo e quindi non riescono a scaricare tutta la potenza e tutta la precisione che serve per poter fare punto diretto. Grazie Simone, adesso cade un pallone incredibile sotto gli occhi di Giorgia Cuzzocrea. 9-3, terzo punto per la pallavolo Oliveri. Viviana La Spada. Ultima ricezione di Giorgia Cuzzocrea. Attacco vincente di Angela Bertè. Decimo punto. Indicazioni di coach Maccotta, abbastanza rilassato per Angela Bertè. Occasione anche per sistemare qualcosa in itinere. Claudia Puglisi. E c'è attenzione, quasi ace. Si salva la pallavolo Oliveri, free ball, Bertè, palla a terra, contenuta all'inizio dal muro, nessuna copertura dietro, pallone a terra, 11° punto per la Romano, 11-3. Applausi del pubblico presente. Giornata insolita per le gare qui in casa della Serie C della Romano. C'è stato uno spostamento, la squadra normalmente gioca il sabato, uno spostamento richiesto dalla formazione ospite, accordato. Zangla. Dice Maccotta su questo pallone lungo. Passa Angela Bertè con grande facilità, 12-3. E probabilmente tra qualche punto vedremo anche le seconde linee della Romano in campo. Seconde linee chiaramente si fa per dire, nessuno si offenda.
anche perché non c'è nulla da offendersi. C'è spazio per chi gioca, non per tutti ovviamente. E qui c'è un pallone complicato da gestire per Martina Genovesi, brava la numero 7 ospite, troppo ingenue le ragazze della Romano e infatti si arrabbia coach Maccotta. Andiamo un po' anche a leggere, a interpretare gli stati d'animo dei protagonisti che dicono tanto della gara. Al di là dei numeri, lo sport è fatto da persone con sentimenti, con emozioni ed è bello anche raccontare ciò che va oltre freddi numeri. Fuori Angela Bertè, dentro Marianna De Luca. Proprio lei al servizio. Seconda linea. Rinforzata della pallavolo Oliveri per cercare di contenere, ma qui spara lungo la numero 34, 14-4, pesante il risultato anche in questo terzo parziale. Poco più di un'ora di gara. Considerare che sono stati anche giocati tanti long rally, soprattutto nella parte finale del primo parziale. Punto qui di Stefania Fleres, 15-4, si va a rilento e c'è il time out di coach Giovanni Di Mauro. Simone. C'è poco da dire, forse ancora meno rispetto al primo set. La Romano praticamente sta battendo, l'Oliveri fa tutto il resto. E, basti pensare che come sta andando male, per capire come sta andando male la ricezione dell'Oliveri, basti pensare che Martina Genovesi, che è una fortissima centrale, una fortissima attaccante, in questo momento ha fatto solamente 2 punti al netto di qualche errore che ho potuto fare io nel segnarli, però solamente 2 punti è veramente, veramente poco per una giocatrice come Martina Genovesi, ma non è colpa sua, come non è colpa dell'alzatrice, purtroppo non sono entrate le ricezioni. Grazie Simone. Qui c'è un pallone spedito in palleggio out, fuori Viviana La Spada, dentro Magda Bilardo. Era partita titolare la numero 13, poi in corso d'opera Giovanni Di Mauro aveva deciso di sostituirla. Adesso al servizio per la pallavolo Oliveri, Claudia Puglisi. Lei era partita in panchina dentro Robertina Zangla e invece poi ha deciso di dare spazio alla numero 9 e ne parlavamo adesso. Dentro Robertina Zangla, fuori Claudia Puglisi. Si rivede dentro la numero 16, dicevo prima un'istituzione per la pallavolo Oliveri, da sempre con la formazione, praticamente da sempre con la formazione di coach Giovanni Di Mauro. Buona qui la ricezione e anche il punto di Sofia Marino. Diciamo buona la ricezione di Domenica Cingolani. Nuovamente dentro la numero 21. Sofia Marino. C'è l'errore al servizio, si è un po' demoralizzata la squadra della Pallavolo Oliveri, ora ovviamente anche adesso 11 punti sotto. Attenzione, Bilardo non passa la sfera
18° punto, più 12. Stefania Fleres e Simone, diciamo che potrebbe anche chiudersi su questo turno al servizio la gara. Molto ottimistica la tua visione, ma perché no? Stefania è un'ottima battitrice, ha fatto parecchi ace sia nella scorsa stagione sia in questa. Però vediamo. Eh, In questo momento la partita sembra chiusa, cioè oggettivamente penso che sia difficile per l'Oliveri riaprire o mettere in discussione il risultato finale. Eh, Vediamo se riescono comunque a fare qualcosina in più che altro per il morale, anche perché poi andare a fare anche la prossima partita con sulle spalle un risultato del genere non è facilissimo, non deve essere facile nemmeno per Mister Di Mauro motivare le sue atlete durante la prossima settimana negli allenamenti. E, ritornando invece a San Lormano, niente, la 7 con Claudio Puglisi ancora non viene. Si è riuscito a capire se la palla è bassa, quella passata alzata da Stefania Fleres, oppure c'è qualche problema per taglio di tempo o di chiusura del colpo. Questo meccanismo va capito assolutamente. Grazie Simone. 28 più 12. Onestamente ci avviciniamo alla fine di questa gara. Chiaramente ci si augurava di assistere a uno spettacolo diverso. Simone, è bello vincere così fino a un certo punto, è ancora più bello vedere assistere a una grande gara, vincere magari combattendo un pochettino di più. Oggi obiettivamente ci si aspettava un avversario diverso che, come dicevo prima, forse eh, ha lasciato la gara mentalmente troppo presto. Intanto vinciamo, poi vediamo come e perché. E servono questi punti assolutamente anche perché Messina Volley ha vinto la sua partita di ieri. Credo che Zafferana abbia tutte le carte in tavola per vincere anche la sua, per cui questi 3 punti sono necessari. Diciamo che Oliveri, ripeto, l'assenza all'ultimo momento di Laura Ferrara probabilmente ha pesato più sul morale che sulla tattica di gioco, a quanto vedo. Comunque c'è da fare i complimenti all'Oliveri e al coach Di Mauro e alla La Spada perché è una ragazzina veramente in gamba. È un under 16, cioè lunedì o martedì, non più tardi lunedì o martedì abbiamo giocato contro di loro, contro Oliveri nel campionato under 16 e c'era lei che giocava e dimostra di essere un atleta che è di ottima prospettiva. E mi auguro per lei che anche questa esperienza in Serie C possa farla crescere perché serve al movimento una giocatrice così. E adesso arriva un doppio cambio per la Romano sul 22-10, ma anche per la pallavolo Oliveri. E allora, cominciamo dalla pallavolo Oliveri. Dentro Mara Faranda, fuori Sofia Marino. No, è un solo cambio per la pallavolo Oliveri. Doppio cambio invece per la Romano, dentro Alice Impellizzeri, fuori Alessandra Musicò. E poi cambio tra le sorelle, fuori Stefania Fleres, dentro Francesca Fleres, due sorelle tutte e due palleggiatrici. 22-10. Verifica la formazione in corso in questo momento. Al servizio Claudia Puglisi. Ventidue 10. Arriva il fischio.
Altro servizio pericoloso, quello di Claudia Puglisi, che infatti va in difficoltà alla ricezione della pallavolo Oliveri, pallone a terra però, credo di Martina Genovesi, mi conferma il mio commento tecnico. Pallone a terra, adesso il turno di Angela Zangla. Sicuramente questa è una stagione di esordio per la pallavolo Oliveri in cui bisognerà capire come gestire l'impatto con la categoria per poi, a salvezza ottenuta, a portare in vista della prossima stagione gli opportuni correttivi. Alice Impellizzeri, 23-11. Ci abbiamo alla fine del match. Viene chiamato, eh sì, un tocco della linea di fondo di fallo di Alice Impellizzeri, 12° punto, Martina Genovesi. Alice Impellizzeri, attenzione, Marianna De Luca in attacco, palla contesa, rimane nel campo della Romano, ancora Marianna De Luca, forse c'è stato un tocco a rete non ravvisato dal secondo arbitro, palla difesa pericolosamente da Alice Impellizzeri, nel senso che la sfera stava per colpire il tetto, sarebbe stata palla out. Adesso un po' di confusione in campo e sbaglia Roberta Zangla che provava un attacco in secondo tocco, arriva il 24° punto così, su un errore in attacco della pallavolo Oliveri e attenzione, Marianna De Luca serve per il match. E poi sarebbe interessante anche andare a capire cosa ci racconta la classifica. Romano con 3 vittorie ma non a punteggio pieno per il punto lasciato sul campo alla prima giornata. Qualcuno degli addetti ai lavori ha detto speriamo che non pesi troppo questo punto. Ricordiamo che contro Messina Volley la Romano ha avuto anche l'opportunità di chiuderla sul 3-1, poi invece trascinata dal Messina Volley al quinto set, finisce qui 25-13, 3-0, vince facile la Romano. Applausi del pubblico, strette di mano tra i tecnici. Simone, un commento conclusivo. Eh, 3 punti ottimi, ottimi per la classifica, ottimi per il morale. Ora ci aspettano questi 15 giorni di pseudo riposo fino alla prossima partita. Della partita che dire? C'è poco, c'è stato poco. Posso dire, la Romano ha sicuramente battuto bene al netto degli errori. eh, Ha saputo creare delle trame di gioco interessanti e le ragazze, Stefania Perez è stata brava a mettere in condizione tutte le attaccanti di fare il proprio. Hanno tutte più o meno hanno fatto gli stessi punti. Angela Bertè ne ha fatti 8, Alice Maccotta ne ha fatti 9, Alessandra Musico ne ha fatti 6, quindi veramente, veramente brava lei in questo e brave le attaccanti. Vediamo, godiamoci questa pausa al secondo posto in classifica, pensando che la Zafferana abbia vinto, e, e pronti per il derby di 2 settimane, fra 2 settimane. Bene, non andate via, tra qualche istante in interviste dovrebbero arrivare coach Mauro Maccotta e la centrale Claudia Puglisi. Qualche attimo di attesa.
E intanto foto storia, una squadra che 2 anni fa perse la finale playoff a raggiungere, chissà, obiettivi sfumati in passato. Qui non lo dice nessuno, che ha valori importanti e quindi potrebbe raggiungere anche qualcosa che, come dicevamo, si attende da tempo con ragazze tutte del settore giovanile della Romano, una società chiaramente che è stata penalizzata come tutte le altre dalla pandemia, buchi generazionali che le società devono affrontare oggi e speriamo che vengano superati presto per tutta una serie di motivazioni, chiaramente non soltanto sportive. Grande festa qui al Palaciantro, si rivedono anche vecchie glorie della Romano. È una società questa che riesce comunque a tenere accanto a sé anche chi si è ritirato dopo tantissimi anni dalla pallavolo attiva e sta arrivando intanto coach Giovanni Di Mauro per l'intervista di fine gara. Vediamo cosa ci dirà coach Di Mauro, qualche anno fa anche sulla panchina della rappresentativa territoriale femminile. Lo stanno microfonando, situazioni tecniche. Eccolo qui che arriva, si siede con noi. Ciao Giovanni, allora finalmente riusciamo a fare l'intervista anche se non è quello che un po' immagino che non ti vada un po' troppo presto la contesa. Diciamo che la squadra non ha reagito per come volevo io. Era una partita a cui ci tenevamo. Un derby vicino casa, è il primo derby, diciamo, importante perché con loro ne abbiamo fatti derby, però parliamo di prima divisione. La Serie C era una cosa molto importante per noi, considerando anche il fatto, non voglio trovare delle attenuanti, ci mancava, diciamo, l'attaccante di spicco, la Laura Ferrara, che oggi non è potuta essere qui perché lei lavora a Venezia, quindi ci sono momenti in cui c'è, momenti in cui non c'è, quindi ho dovuto un attimino gestire attaccanti un po' più piccoline, una 2009, una 2007, di conseguenza hanno sentito il peso della partita, credo. E poi, ovviamente, prendendo a raffica punti, la squadra non è riuscita a reagire, naturalmente. Ho cercato un attimino nel secondo set di cambiare le carte, cercando di alzare un attimino più il livello di muro, perché stavamo soffrendo anche da posto 4 con gli attacchi di Alice e della Bertè. C'eravamo riusciti, però poi alla fine, alla lunga, la ricezione ha fatto la sua differenza e di conseguenza non ha. Allora Giovanni, non ci hanno sentito in diretta, avevamo il microfono chiuso, quindi diciamo che abbiamo fatto le prove generali. Dicevo nella domanda che ti facevo prima,
probabilmente anche un po' conoscendoti non ti va giù l'atteggiamento a un certo punto della squadra che forse ha lasciato un po' troppo presto la contesa dal punto di vista mentale. Ripeto quello che ho detto prima, anche se non si è sentito. Il problema sta soprattutto nel come si è impattata la partita. Ecco, all'inizio abbiamo preso quei 11-12 punti tra ricezione e attacco di Alice, della Bertè. Quindi la squadra, essendo anche, tra virgolette, giovane, considerando che la 4 era formata da una 2007 e una 2009. Credo che questo abbia dato, diciamo, peso anche a tutto il resto. Ripeto, mancava la Laura Ferrara, che è un'atleta nostra che purtroppo quest'anno lavora a Venezia e diciamo che ce l'abbiamo dentro in alcune partite, in altre no. Infatti, se consideriamo le due partite che abbiamo fatto la prima e la seconda di campionato, ho avuto lei, cercando di non dare demerito alle altre, però essendo una ragazza d'esperienza che ha fatto campione di Serie C, ovviamente lei riesce nei momenti critici a darci un po' più di sicurezza e di certezza. Tra l'altro ho cambiato la formazione nel secondo set per cercare di alzare un po' il muro perché stavamo soffrendo anche al posto 4. Sembrava che fosse andata bene la situazione, però poi in fase di cambio palla abbiamo avuto grosse difficoltà in ricezione, anche perché la Nino Romano batte abbastanza bene. Lo hai già detto in parte tu, chiaramente questa è una formazione che paga un po' lo scotto della categoria, la Serie C chiaramente è molto diversa rispetto alla D che avete vinto, avete conquistato meritamente questo massimo campionato regionale, però queste ecco, sono le partite che poi consentiranno alle ragazze di rodarsi e di compiere quella crescita necessaria per adeguarsi, dicevo poi durante la cronaca, che chiaramente cammin facendo poi la stessa società capirà lì dove intervenire per puntellare in modo tale in futuro da poter disputare un campionato più tranquillo. Sicuramente, la squadra inizialmente doveva essere fatta in altra maniera, però non siamo riusciti a portare delle atlete per, tra virgolette, rinforzare il roster di una squadra che è salita dalla Serie D, che ha fatto bene lo scorso anno, quindi abbiamo voluto confermare tutte ed era giusto confermare tutte anche perché loro hanno fatto un campionato di vertice, quindi era giusto che loro facessero e fanno il campionato di Serie C. Però ovviamente di fronte a delle squadre come la Romano, che da tanto tempo che in pratica è in questa categoria, e che l'anno scorso addirittura rischiava di andare in B2, ovviamente sono queste le partite che, tra virgolette, non dobbiamo giocare perché non sono alla nostra portata. Ovviamente pensavo che il carattere della squadra, che dovrebbe rispecchiare quello dell'allenatore, perché io quando giocavo ero, fatemi passare il termine, un animale, loro invece no, loro hanno subito passivamente tutto il contesto e di conseguenza purtroppo è andata così. Grazie, un grosso in bocca al lupo a tutta la tua squadra e alla società perché sta chi ti segue negli anni, chi ti segue negli anni sa che cosa voglio dire, per cui chiaramente si cresce gradualmente, intanto complimenti per quello che avete già realizzato e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Bene, allora adesso Claudia Puglisi. Vieni Claudia, ti aspettiamo. Ciao, benvenuta. Tanto un attimo che ti microfona Simone. Ok. Allora Claudia, forse una gara più semplice del previsto, almeno questo dicono i numeri, poi alla fine le gare sono tutte da giocare e poi raccontare.
da è molto, nel senso, le squadre non le conosciamo tutte molto bene. Avevamo anche giocato in amichevole e sta bene, però è normale che in partite come questa a volte l'attenzione cala e magari concediamo qualche errore di troppo. È tipico di noi, diciamo. Però tutto sommato abbiamo giocato abbastanza bene, il nostro gioco ha funzionato e le strategie che abbiamo studiato in allenamento le abbiamo messe in atto. difficoltà, tra virgolette, se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, c'è stato un momento in cui probabilmente quel tipo di gioco sporco in quella maniera da vivere. Qualcuno alla prima giornata ha detto speriamo. La Romano è comunque una squadra in questo momento che è nelle condizioni di non farlo pesare questo punto alla lunga perché ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con tutte e forse anche, diciamo, Allora, l'azione ha dato il suo e comunque abbiamo sempre sofferto con il Messina Volley. Sul campionato, credo che possiamo fare un buon risultato, ovviamente speriamo senza parlare troppo presto, e vedremo nelle prossime giornate anche perché ancora non abbiamo conosciuto. grazie Claudia, stasera il tuo cognome e nome ci ha messi in difficoltà perché a un certo punto c'era un'omonima dall'altro lato, la palleggiatrice 2006 della Pallavolo Oliveri, ti lasciamo riposare, grazie ancora. Lascia di questa gara lui che non ama minimamente. Aspettiamo coach Marcotte. Immagino che non sia semplice commentare una gara così, con parziali molto bassi. Sì, dicevo, immagino che non sia facile da commentare questa gara con parziali molto bassi. Abbiamo detto anche con Claudio, in alcuni momenti forse siete andati, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, un po' in difficoltà perché il gioco sporco non vi si addice. Siete abituati a fare un altro tipo di gioco e paradossalmente poi finisce quel tipo di gioco per penalizzare chi la pallavolo la gioca a un certo livello, senza chiaramente nulla contro la pallavolo Oliveri. Ok. Dico, è un campionato di Serie C nel quale sono state introdotte 4 provenienti dalla Serie D. Quindi ancora si sta cercando di capire quali possono essere i livelli di riferimento, il modello di prestazione di questo campionato. E poi succede che magari ci sono dei momenti in cui non è semplice, loro non sono riusciti a ricevere oggi, perché se io ho visto le due partite loro che hanno fatto, eh, se ricevono riescono a esprimere qualcosina in più anche in termini di gioco, credo gli mancasse, anzi sono sicuro gli mancava un posto 4, quindi hanno avuto delle difficoltà. Noi siamo partiti col nostro ritmo e poi un po' alla volta ci siamo assopiti questo, in questo gioco, non gioco, ecco, un po' così, fatto di tanti batti e ribatti, ma poco produttivi. Si sente. Sentivo di provare anche le seconde linee, non si offendono, magari le ragazze più piccole e esperti hanno avuto l'occasione, abbiamo visto il campo di Perez
fare il suo esordio, come anche qualcun'altra di provarla, di trovarla, in una situazione più agevole. Io non credo molto al discorso delle prime e delle seconde linee, perché io in allenamento ho delle risposte da parte della squadra e, e strutturiamo uno scheletro di squadra che abbia le capacità di gestire un sistema. In questa forma di gioco ci sono delle persone che hanno delle peculiarità rispetto ad altre un po' diverse e quindi eh, quello che noi proviamo a fare è come dire, far sì che questo gioco, questo sistema di gioco appartenga a tutti. Per questo dico non c'è prima e seconda linea. Noi in allenamento cambiamo spesso gli schiacciatori S1 e S2, abbiamo 4 schiacciatori, ruotano tutte e 4 o gli opposti. I centrali abbiamo purtroppo poca possibilità perché abbiamo solo 2 centrali, però gli altri giocano tutti, quindi chi in quel momento è più adatto alla partita sta in campo. Certo, questa è una partita che però se si pensa vabbè, diamo spazio un po' a tutti perché tanto, per me è sbagliato come eh, pensiero. Io credo più nel fatto che devo provare come va il cambio per dire entra questo, esce quell'altro. Tiro per le ragazze, ecco, perché le ragazze meritano e io cercherò con l'andare del campionato, vedendo un po' lo sviluppo di tutto, di dare spazio, spazio a tutti, ecco, non il contentino perché non mi piace proprio vedere il contentino. Grazie a te. Ancora è presto, ancora è troppo presto. Bene, chiudiamo qui il collegamento dal Palacantro. Nino Romano batte 3-0 la pallavolo Oliveri e continua la sua corsa verso il sogno. Io lo dico, loro no per scaramanzia. Buona serata a tutti.